Io premetto che sono fortunata, innanzitutto perché sto bene, poi perché ho una casa, perché ho un lavoro, perché ho il frigo pieno e quindi non ho nessun particolare sacrificio da fare se non quello di stare a casa e di stare fisicamente lontana alle persone a cui voglio bene, nel senso che poi si sa, più ci si sente vicine alle persone, più in questo momento, almeno per me è così, diventa prioritario stargli lontana fisicamente. Comunque continuando a sentirli ovviamente con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione. Succede adesso che invece la vicinanza si crea con persone con le quali normalmente non c'era nessun rapporto, tipo i vicini di casa, appunto. E quindi è interessante, secondo me, riscoprire anche la potenzialità di relazioni con persone con le quali non c'era nessun modo o nessuna occasione di vedersi, tipo ad esempio le signore anziane che chiamo per sapere se hanno bisogno di un aiuto per la spesa e che esprimono un sacco di gratitudine per il fatto di sentire questa vicinanza anche umana. Quindi, come dire, ricevere una fetta di torta dalla vicina di casa è una manifestazione di affetto che spero un domani continuerà.